Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Allora partiamo dal tema di questi giorni e di questa settimana, cioè il gran caldo che ha soffocato e sta soffocando tutto il Veneto, con situazioni particolari, malori, anche decessi, e poi quell'ordinanza regionale sullo stop, sui limiti al lavoro in determinate giornate, che ha creato e sta continuando a creare dibattito nelle categorie economiche. Come sappiamo però questo gran caldo ha le ore contate, e quindi ci aspetta un weekend che potrebbe essere difficile sul fronte opposto, cioè sul fronte dei nubifragi, delle tempeste, delle grandinate. Allora partiamo da qui con il nostro Lucio Zanato, che è con il nostro meteorologo, il generale Giancarlo Iannicelli, perché cerchiamo di capire cosa ci aspetta per le prossime ore. Lucio Zanato, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Il generale Iannicelli è qua, pronto a raccontarci cosa succederà. Ma guarda, ormai sappiamo, affinché ci siano temporali purtroppo anche intensi, fenomeni intensi, c'è bisogno di alcuni elementi. Il tanto caldo, e questo c'è, perché tanto caldo vuol dire energia, e l'impulso di aria un po' più fresca che innesca un po' il fenomeno, e che può essere anche intenso, tanto più il caldo è forte. Quindi gli elementi ci sono. Probabilmente nelle prossime ore avremo questo impulso di aria un po' più fresca da nord, ed ecco che avremo i temporali che saranno intensi, potranno essere intensi. Quando succederà? Da un punto di vista, delle carte, dovrebbe esserci tra sabato in parte e domenica, ma poi si ripeteranno, soprattutto domenica pomeriggio e lunedì molto, molto presto. Sembra che interessino maggiormente la parte pedemontana e la zona montagnosa, però sicuramente ne risentiremo anche noi in pianura, perché, come ripeto, anche qui si avrà lo scontro, la confluenza di masse d'aria più fredde con quelle umide, con quelle calde che sono presenti, ormai stazionano su da noi e che stanno portando le temperature all'ombra vicino ai 40 gradi, che sono molto, tanta energia sospesa nei bassi strati dell'atmosfera. E come lo dobbiamo aspettarci la grandine da 1,5 kg, come è successo ad esempio nella parte di Maser? Ma questo è difficile, certo, ripeto, tanto più c'è energia, quindi c'è caldo, l'umidità c'è, quindi ci sono tutti gli elementi. Poi è difficile capire quanto sarà intenso, almeno nelle prossimità dell'evento. Adesso è un po' troppo presto, e dove avverrà in modo più intenso. Ripeto, purtroppo abbiamo visto che le zone di confluenza, dicevo prima, tra i rilievi e la pianura sono le zone più a rischio. C'è da dire però che la situazione non cambia molto, diciamo, a medio termine, in quanto permane ancora un'area di alte pressioni e permane soprattutto l'azione dell'anticiclone africano. È lui il responsabile di questo cambiamento climatico degli ultimi anni, e ci interesserà intensamente, quindi avremo un piccolo abbassamento delle temperature, soprattutto tra domenica e lunedì, soprattutto nelle minime poi nella settimana entrante, e questo fa bene, perché scendendo la temperatura minima durante la notte al di sotto dei 20 gradi non avremo le notti tropicali, che sono veramente fastidiose, però le temperature massime, 28-29 gradi fino a fine prossima settimana, ma nella settimana successiva velocemente si porteranno a 39, anche 40 gradi, quindi situazione purtroppo a medio termine non molto diversa. Senta, poi c'è il problema del vento, perché poi quando si innescano queste situazioni c'è vento forte, e quindi problemi ad esempio per quanto riguarda gli alberi, per quanto riguarda la gente, per quanto riguarda anche la sicurezza della gente. E questo è legato al fenomeno. Quando appunto c'è lo scarico di questa energia, abbiamo questo vento forte, questi nubifragi legati poi al tempo al vento molto intenso, agli abbassamenti veloci di pressione, che possono provocare anche dei fenomeni anche di esplosioni, voglio dire. Però, ripeto, basta monitorare, non farsi prendere così all'improvviso, alla sprovvista, perché quello che dovremo imparare a fare nei prossimi anni, stante questo, alla situazione che continuerà e peggiorerà, di adattarci, quindi di prendere provvedimenti a 360 gradi affinché questi fenomeni diano meno problemi possibili. Insomma, concludendo, noi dobbiamo stare attenti tra sabato e domenica pomeriggio soprattutto, perché domenica poi
lunedì ci sarà ancora una coda. Presto, e poi di nuovo tempo buono addirittura per tutta la prossima settimana, con temperature, ripeto, che si caleranno soprattutto nelle minime, le massime sempre intorno ai 30 gradi, e poi di nuovo caldo quindi la settimana successiva quella, diciamo, di nuovo un caldo tremendo, 40 gradi insomma. Prevediamo 39-40 gradi anche a Treviso. Beh, mi sembra che come previsioni ci fanno un po' pensare. Se non hai domande, a te la linea. No, ho una domanda. Sì. Allora, quindi sostanzialmente mi pare di capire che sarà sempre molto altalenante, quindi questa settimana così, poi la prossima, l'altra ancora di nuovo temperature infernali. Solo una cosa volevo chiedere, per essere precisi, per quanto si possa essere precisi, il maltempo in arrivo dovrebbe arrivare quando? Già domani pomeriggio, domani sera? Sì, domenica in genere, però in modo più preciso domenica dovrebbe interessarci anche nella seconda parte. Certamente anche domani potrebbe avere una punta, ecco, di qualche piccola precipitazione, ma lo scontro, diciamo, tra masse d'aria dovrebbe avvenire domenica pomeriggio e si trascinerà fino a lunedì mattina. Ripeto, poi individuare dove avverrà il fenomeno più intenso, certo, questo è un po' più difficile, se non nei momenti in cui si avvicina il fenomeno. Attraverso i radar si seguono, insomma, i fenomeni. Però osservato speciale la pedemontana, perché è il punto dove si scontrano le masse d'aria. Certo, è lì proprio, noi siamo in un catino, abbiamo spiegato molte volte, in cui ristagna la massa d'aria, e con la massa d'aria ristagna aumenta l'umidità, quindi l'elemento importante per il temporale, per la precipitazione, aumenta l'energia, che è calma, è ferma, se non fastidiosa, se non succede altro. Però il momento in cui dai rilievi scende aria più fresca, non dico fredda ma più fresca, ecco che avviene lo scontro, e lo scontro arriva proprio a ridosso del catino padano, quindi a ridosso dei rilievi. Mi sembra che siamo stati abbastanza chiari, a te la linea. Grazie a Lucio Zanato. E noi, a proposito di caldo, vi diciamo che domani alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Pio X a Conegliano saranno celebrati i funerali di Bruno Rossi, l'imprenditore 57enne di San Pietro di Feletto, morto mentre si trovava in vacanza in Sardegna nella spiaggia di Luimpostu a San Teodoro. L'uomo, come abbiamo raccontato in questi giorni, era entrato in acqua per fare il bagno quando è stato colto da un malore provocato dal caldo e dall'afa. La tragedia che si è consumata purtroppo davanti agli occhi della moglie dell'imprenditore. Domani dunque alle 11 l'addio a Bruno Rossi. E a proposito di caldo, di acqua, dopo le tragedie del Piave di questi giorni, il prefetto di Treviso, abbiamo raccontato, ha convocato i sindaci per studiare le iniziative da mettere in atto. Sentiamo cosa ha detto ieri ai nostri microfoni. Abbiamo concordato di fare questo incontro e per verificare quelle che possono essere le iniziative da mettere in atto, e le competenze sono ben delineate dalle direttive europee e dalla normativa italiana. La Regione Veneto anche per il 2025 ha confermato che sono balneabili ovviamente il mare Adriatico e i laghi. Nessun altro corso d'acqua è balneabile nella regione, quindi tantomeno il Piave. Detto questo, poi l'applicazione della direttiva con apposita cartellonistica, se mai fosse balneabile, i cartelli che ne indicano la balneabilità, in quali aree c'è, oppure nel caso come nostro che non c'è il divieto di balneazione, sono di competenza delle amministrazioni comunali. A questo punto occorre immaginare delle iniziative che a mio avviso debbono passare innanzitutto per la verifica di questi cartelli che vengono usati, perché debbono essere anche in lingua non italiana ma in altre lingue, che possono agevolare la conoscenza del pericolo da parte anche di chi non è italiano. Non debbono essere soltanto un generico divieto di balneazione a mio avviso, ma devono anche riportare esplicitamente il fatto che l'acqua è pericolosa, e poi occorreranno delle iniziative di diffusione, di informazione e formazione perché si riesca a far comprendere la pericolosità delle acque del Piave.
E allora il caldo e l'ordinanza regionale sul limiti ai lavori nei cantieri o comunque nei lavori all'aperto nelle ore più calde. Abbiamo fatto ieri, che era il primo giorno dell'ordinanza, un giro proprio tra i cantieri a Treviso. Ci siamo organizzati interni, per fortuna che c'è possibilità anche interno, però il problema sono i rumori, ma i lavori si può andare avanti lo stesso, andando certe ore esterno e certe ore interno. L'ordinanza regionale su caldo estremo e cantieri vista da chi fa impresa edile. Nel primo giorno di applicazione, dalle 12 e fino alle 16, impalcature esterne vuote e operai al riparo dalle alte temperature, ma, secondo gli addetti del settore, inevitabilmente i cantieri fermi comporteranno ritardi nelle chiusure lavori. E se nel contratto ci sono delle penali, gli impresari si chiedono chi le pagherà. Speriamo che i clienti capiscono che questo problema non abbiamo voluto noi, ma è capitato l'anno che è più caldo degli altri anni. Meglio se all'ordinanza regionale si abbinasse anche la deroga agli orari dei regolamenti comunali. Il problema è più grande dei regolamenti comunali, perché possiamo cominciare un po' prima, magari lavorando fino a mezzogiorno, mezz'ora, e dopo andare a casa. Però non possiamo fare rumori, non possiamo andare a certi posti prima delle 8:30. Così quello è un po' più problema, credo, che dal caldo. Una soluzione che presto potrebbe essere discussa in consiglio comunale. Premesso che gli operai vanno sempre tutelati e che gli stessi imprenditori hanno l'interesse a tutelare i dipendenti, perché trovare manovalanza qualificata, formarla all'interno di un cantiere non è una cosa semplice, sono investimenti importanti che fa un imprenditore. E questo è un piccolo lockdown che succede come è avvenuto allora, che c'è stato un blocco dei lavori e le imprese sono state tutelate. Qui si deve trovare la formula per tutelare le imprese. In attesa che la politica corregga il tiro, come sempre l'impresa si adatta, ma non ferma l'attività per non pesare sugli ammortizzatori sociali. Il problema c'è, non è che loro abbiamo altre alternativa, se no usiamo tutti a cassa edile, ma non è giusto perché il lavoro c'è, non possiamo lavorare interno in qualche modo. Allora, le problematiche ci sono perché ci sono imprese che si fermano, ci sono anche cantieri che si fermano. Stessa problematica raccontata da Lucio Zanato in questo servizio capita ad esempio nel Padovano a Villanova di Campo San Piero. Chiara Gaiani, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Con Federico Cibotto, lo dicevi, ci troviamo a Villanova di Campo San Piero. Ringrazio il vice sindaco di Villanova di Campo San Piero, Cristian Bottaro, che proprio ieri ha scritto al Ministero dell'Interno. Sono molto preoccupati per il rispetto dei tempi su due cantieri. Il primo è quello che vedete alle nostre spalle, si tratta di una mensa per la scuola primaria del capoluogo e poi c'è una pista ciclabile. Avete scritto perché forse i tempi non vengono rispettati e il problema sono poi i fondi, potrebbero esservi tolti, vice sindaco. Porto i miei saluti a tutti i nostri telespettatori e evidentemente è chiaro che in questi giorni qualche riflessione ce la siamo posta per il caldo opprimente. I nostri lavori sono assolutamente importanti, le scadenze al di là di quelle ufficiali che determinano il rispetto dei tempi e quindi l'ottenimento dei contributi, anche noi abbiamo il piacere di completare quanto prima le nostre opere, ma siamo altresì interessati anche alla salute dei lavoratori che operano per i nostri cantieri e conseguentemente ci siamo attivati per capire come muoverci anche nel rispetto dei tempi del PNRR o di altri fondi comunque nazionali. Ecco, qui dovrebbe essere realizzata la mensa per la scuola primaria, è un'opera che sta aspettando il vostro comune? Assolutamente sì, e al di là dei tempi anche qua determinati dal bando, a noi interessa fornire la scuola quanto prima di questa opera e recare il meno disagio possibile durante l'anno scolastico. A settembre, caldo o non caldo, ripartirà inevitabilmente la didattica ed è chiaro che con un cantiere vicino questo può causare dei disagi alle lezioni dei ragazzi, non lo vogliamo assolutamente. Stiamo un attimino valutando perché l'area per fortuna in questa parte è spesso adombrata e quindi qui abbiamo qualche margine in più. Discorso diverso è per la messa in sicurezza di via Piovega Nord, la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica che
presuppone anche la creazione di una pista ciclabile. Lì è chiaro che siamo in aperta campagna sotto il sole a picco, con una strada vicino e quindi con tutto il caldo che l'asfalto genera, ed è chiaro che una preoccupazione in più serve assolutamente. Ecco, che cosa avete chiesto al Ministero, Vice Sindaco? Al Ministero abbiamo chiesto se un'eventuale sospensione dei lavori comporta automaticamente il non rispetto dei tempi e quindi la mancanza dell'ottenimento del contributo. Questo è evidente che nessun comune, tantomeno Villanova di Camposampiero, può permetterselo. Aspettate una risposta, potrebbe arrivare, siete fiduciosi? Noi siamo sempre fiduciosi, abbiamo fiducia nelle istituzioni e aspettiamo questa risposta ufficiale in modo da non destare nessun tipo di preoccupazione. Ecco, direi che ringrazio Cristian Bottaro, vice sindaco di Villanova di Camposampiero. Capite insomma che il problema è un problema che interessa ovviamente non solo questo comune, ma interessa tutti i comuni dove sono aperti i cantieri, tutti gli enti dove sono aperti i cantieri. Ringrazio anche Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Da Villanova di Camposampiero la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. Restiamo in tema di cantieri e caldo. Vediamo sempre nel Padovano, in questo caso a Padova, i cantieri del tram. Cantiere del tram di via Giustiniani, mancano pochi minuti alle 12:30 e da oggi i cantieri a quest'ora si fermano. Vediamo com'è andata la giornata. Prima giornata diciamo con questa nuova normativa è abbastanza impegnativa, però lo preferisco così sinceramente. Oggi abbiamo iniziato qua a lavorare a Padova alle 5 proprio perché così almeno riusciamo a fare le 8 ore ordinarie. Francesco spegne il potente macchinario per stendere l'asfalto. Il suo turno di lavoro è finito. Per effetto dell'ordinanza regionale che tutela i lavoratori nei cantieri stradali esposti al sole nelle ore bollenti della giornata, gli operai hanno iniziato a lavorare prima e si fermano alle 12:30 senza rientrare dopo la pausa pranzo. A Padova, città costellata di cantieri per la realizzazione delle 2 nuove linee del tram, ruspe, scavatori e macchinari si spengono mentre la colonnina di mercurio supera ancora i 30 gradi. Gli operai impegnati nei lavori della linea SIR3 in via Fallopio approvano questo cambiamento. Bellissimo lavoro, caldo un po', però Meglio oggi rispetto a ieri? Perché oggi ho iniziato a lavorare dalle 5 fino alle 11. Prima lavoro dalle 7 fino alle 5. Come adesso meglio di prima. A che ora avete iniziato stamattina? Qui abbiamo cominciato. E come vi trovate con questo nuovo turno? Lavori meglio perché è più fresco. Dopo, alle 2 smettiamo, l'1, 2. Quindi adesso voi finite, state finendo? Mettiamo in sicurezza il cantiere e dopo andiamo via. Quelli appena passati sono stati giorni difficili per le condizioni estreme, il sole cocente, poca ombra, abbigliamento tecnico spesso pesante. Già dalle 11, già a quest'ora qua inizia a essere un po' insopportabile, però quando torni dopo pranzo è bruttissimo, insomma no, è infattibile, preferisco molto di più così. I cantieri del tram estivi sono cruciali per la realizzazione dell'opera in tempo, come prevede il cronoprogramma imposto dal PNRR. È possibile che in alcuni punti vengano effettuati lavori anche nelle ore notturne, sempre per consentire una maggiore tutela degli operai. Allora, questa dunque è la situazione del caldo, ci torneremo fra poco, c'è anche la cronaca che si impone, tante notizie, a partire dalla denuncia di un minorenne responsabile, secondo gli investigatori, dell'attacco incendiario a un negozio di San Donà di Piave il 21 giugno scorso. Ilaria Marchiori, buongiorno. Sì, buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme al Presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave, Massimiliano Rizzello. Eccoci qui proprio per parlare di quello che è accaduto lo scorso 21 giugno e grazie soprattutto all'aiuto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza i carabinieri di San Donà di Piave sono riusciti ad individuare questo ragazzo che all'epoca era minorenne e a denunciarlo per incendio doloso e porto di esplosivi in luogo pubblico. Dalle immagini si vede proprio tutta l'azione. Sì, buongiorno a tutti quanti. Sì, dalle immagini si vede proprio che il ragazzo entra, tocca la macchinetta, non so, probabilmente per prendere qualcosa, poi versa questo liquido e dopo qualche attimo si vede l'esplosione con lui dentro, quindi il ragazzo poi viene catapultato fuori da questa esplosione e chiaramente con un rischio molto grave anche per la sua salute. Per fortuna
Non è avvenuto questo perché sarebbe stato molto più grave la cosa che avere un ragazzo insomma in situazioni più gravi, però questo porta al discorso che dicevamo prima assieme, al disagio giovanile, cioè purtroppo esiste un disagio giovanile, magari non c'è ancora una delinquenza come può essere Mestre oggi che è una situazione veramente molto grave, a San Donà di Piave questa situazione non c'è, però chiaramente bisogna tenerla sotto controllo perché questi ragazzi oggi hanno bisogno veramente di essere controllati e di dargli anche delle attività da fare. Per questo l'assessorato allo sport, l'assessorato alla cultura e anche l'assessorato ai servizi sociali stanno lavorando molto con le associazioni, con le parrocchie, con le associazioni sportive proprio per cercare di coinvolgere questi ragazzi, per dargli qualcosa da fare durante la giornata o per renderli operativi a fare qualcos'altro, perché sembra quasi che oggi questi ragazzi, l'abbiamo visto, questo è entrato da solo, quindi sembra quasi che abbiano, non so, manca qualcosa di voglia da fare, quindi devono fare qualcosa, provare nuove emozioni, crearsi dei giochi anche che poi possono diventare pericolosi, chiaramente per i negozi, per le persone che abitano sopra, perché la povera signora che abita sopra non so se sia rientrata perché l'appartamento era diventato inagibile, e chiaramente anche per la loro sicurezza e magari dei loro coetanei che possono andare in giro assieme. Tra l'altro, Presidente, è bene anche fare presente a chi ha compiuto e ha intenzione eventualmente di compiere azioni di questo genere che la sorveglianza a San Donà di Piave è a 360 gradi, quindi è anche difficile poi non essere scoperti e presi. Assolutamente sì, San Donà di Piave ha una rete di telecamere che ormai copre quasi tutta la città. Poi abbiamo chiaramente la compagnia dei carabinieri guidata dal capitano Zagaria che come in questo caso ha fatto un'indagine che nel giro di pochi giorni ha portato a trovare e individuare questo ragazzo. Una polizia locale che chiaramente lavora assieme ai carabinieri e a tutte le altre forze dell'ordine, e appunto tutto il nostro impianto di videosorveglianza permette di controllare la città, sia per vedere questi reati, anche chiaramente per incidenti, per macchine o per furti o per situazioni che possono comunque tutelare la sicurezza dei cittadini, perché per noi come amministrazione la sicurezza dei nostri cittadini è fondamentale, quindi non ci sfugge niente e chi deve compiere qualche reato, indifferentemente da giovane o adulto, deve sapere che ha poco spazio di libertà di muoversi. Ecco, su questo avviso, diciamo, a chi avesse intenzione di delinquere, ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave e restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, grazie anche al Presidente del Consiglio Comunale. Allora, lasciamo per un attimo la cronaca, ci torniamo fra pochissimo, ci sono diverse notizie da raccontarvi. L'estate è anche il periodo in cui i comuni organizzano gli eventi serali in piazza, tante attività e tanti appunto eventi, tante kermesse. Una in particolare in questo momento, in questi giorni, è nell'occhio del ciclone. Siamo ad Arcade, uno spettacolo che secondo l'amministrazione è andato, diciamo, oltre i limiti. Allora ci racconta tutto da Arcade Francesca Bozza, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Siamo proprio davanti al campo sportivo di Arcade che ospita le 4 serate di musica libera a tutti, evento che compie 14 anni e che insomma si muove tra musica, tra spettacoli di cabaret, tra satira, ed è stato proprio questo spettacolo di satira ad aver suscitato indignazione tra alcuni degli ospiti presenti che hanno deciso di scrivere e di portare le proprie rimostranze al sindaco Domenico Presti, che ringrazio per essere con noi. Abbiamo sentito chiaramente gli organizzatori dell'evento, abbiamo sentito anche uno degli artisti della compagnia che ha tenuto lo spettacolo. A breve vi racconterò anche quello che ci hanno riportato. Poi questa sera nei nostri servizi ci saranno anche, giustamente come la nostra professionalità richiede, il loro punto di vista. Sindaco, che cosa le hanno riportato, perché lei non era presente qui? Oltre al pubblico c'erano appunto bambini e bambine, e quindi parliamo di minorenni, e c'erano anche alcuni miei assessori, mi hanno riportato appunto comunque che è stato un torpiloquio, e io ieri sera nella convocazione del Presidente avevo in mente di far presente che secondo me, visto che patrociniamo noi l'evento ed è nato con me nella mia prima amministrazione 15 anni fa, questa manifestazione, ho chiesto appunto comunque secondo me questo spettacolo andava fatto in un luogo chiuso dove le persone che avrebbero avuto accesso, magari possibilmente maggiorenni, sapevano di cosa si parlava e quindi cosa andavano ad ascoltare come satira o quello che poteva essere. In realtà frasi esplicitamente sessuali
offese magari comunque persone comunque diversamente abili e quant'altro, non credo che facciano parte di uno spettacolo che si possa proporre a famiglie e bambini appunto comunque presenti la sera qui. Quindi questo è quello che mi è stato riportato dai cittadini per il paese, che si è lamentato appunto di questo. E ieri sera volevo appunto far presente al Presidente questo. In realtà il Presidente è venuto lì con il telefono aperto, quindi in nostra insaputa ci ha registrati, e poi si è accorta uno dei miei assessori che appunto eravamo in giunta ieri sera, e questa cosa qui insomma mi ha lasciato un po' perplesso, questo suo atteggiamento. In realtà io volevo solamente comunque che la cosa finisse tra di noi, e poi di fatto invece ho preso posizione con l'amministrazione, quindi mi riservo il prossimo anno di capire se o meno devo patrocinare eventi che trattano appunto comunque la volgarità, e in realtà secondo me comunque questo anche con le famiglie anche no, insomma non mi fai patrocinare una cosa che poi la gente appunto debba lamentarsi. Dunque l'aspetto dei bambini l'abbiamo appunto chiesto qui agli organizzatori, dicevano non c'era l'area dedicata ai bambini proprio perché era una serata che non avrebbe dovuto prevedere la presenza di famiglie, e comunque c'era la libertà, nel caso si sentissero delle cose poco adeguate, di alzarsi e allontanarsi. Io quello che le chiedo, Sindaco, è se magari l'anno prossimo deciderà comunque di patrocinarlo, ma chiedendo preventivamente magari l'elenco di chi sarà presente tra gli ospiti delle serate. Può essere una soluzione, ecco. Ho chiesto anche al Presidente della Scaletta, lui mi ha risposto che non sa mai cosa dicono poi gli artisti sul palco. In realtà secondo me quando tu compri un pacchetto e un servizio sai già che tipo di servizio stai proponendo al tuo pubblico. Non è affatto ammissibile che le persone che sono presenti, perché ci sono i minorenni, che debbano allontanarsi da un posto pubblico dove a tutti è consentito, perché lo scopo è quello di far entrare tutti in questo spazio qui, che è uno spazio, ricordo, pubblico, che viene concesso loro per fare questo tipo di attività, che deve essere un'attività culturale. Io non ho pregiudizi, perché se pregiudizi avessi avuto a livello politico o altro non avrei mai permesso la nascita di questo tipo di manifestazione. In realtà la pluralità c'è sempre. Abbiamo ospitato un concerto di Emergency l'altra sera nel nostro parco del municipio, quindi mi pare che ci sia un'apertura massima dal punto di vista comunque della socialità, dal punto di vista della cultura. Ognuno è libero di esprimere le proprie idee. Quando le idee non sono più idee ma sono comunque torpiloquio, ecco, questa è una cosa comunque che per noi è inammissibile, per me in particolar modo. Loro ci hanno anche detto che si tratta di una forma d'arte, di un'arte nuova che sta prendendo piede, che in America ha già un grande successo, è già conosciuta, che qui in Italia sta pian piano introducendosi, e quindi insomma è una forma d'arte che dicono va anche in qualche modo capita. Sicuramente, Sindaco, da quello che lei ci dice, l'anno prossimo probabilmente rivedrà le sue decisioni in tal senso. Beh, assolutamente sì, ci penserò bene. Se devo patrocinare un evento dove le famiglie non sono padrone di venire dentro, penso comunque una riflessione, credo che in merito la si possa fare. Io sono sempre per il dialogo, sono sempre per i ponti. Io muri non ne ho mai messi, il muro ieri sera mi è stato messo davanti dall'associazione, e questa è una cosa comunque veramente che mi ha lasciato, e ci ha lasciato tutti noi del gruppo della Giunta, ci ha lasciati sbigottiti, e anche di tutto il mio gruppo consigliare, e non vi nascondo che l'indignazione della popolazione comunque è stata comunque molto, molto forte, perché ripeto c'erano delle ragazzine minorenni, dei ragazzini minorenni che sono andati a casa, e alcuni addirittura hanno chiamato anche i genitori per dire che cosa stava appunto succedendo all'interno del palco del campo sportivo di Arcade. Insomma, è uno spettacolo che continuerà a far discutere, che potrebbero portare anche delle novità l'anno prossimo, per la prossima edizione. Grazie davvero al Sindaco Domenico Presti. La linea può tornare a te, Nicola. Grazie a Francesca Bozza. Quindi vedremo, poi racconteremo stasera anche ovviamente la versione degli organizzatori, dell'artista in particolare. Il prodotto a cui fa riferimento Francesca Bozza è quello dello stand-up comedy, cioè il comico che da solo parla di varie tematiche. Spesso in America, ecco, la stand-up comedy prevede anche un certo tipo di linguaggio, anche shock in certi casi, ma è così, la stand-up comedy è fatta così, e quindi chiaramente c'è stato anche, a molti non piace, diciamo, questo andare un po' oltre il linguaggio, ma fa parte proprio della stand-up comedy, è proprio uno stilema di questo tipo di comicità e di satira. Vedremo
le polemiche. Ovviamente noi registriamo le polemiche che ne sono nate. Allora facciamo così, lo dico alla regia che così ringrazio Alessandro Graziella e Tommaso Migot, facciamo una brevissima pausa pubblicitaria e poi ripartiamo dalla cronaca. Cancia, Croda Marcora, due frane che non fanno dormire sonni tranquilli né agli abitanti né a chi ne deve tutelare l'incolumità. Non ci sono state per fortuna vittime, a farne le spese è stata invece soprattutto la strada statale 51 di Alemagna, invasa da 4 metri di detriti, ora ripulita, ma ancora interrotta al traffico ordinario. La situazione è stata discussa presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Belluno, presenti gli organi competenti e tutti i sindaci della Val Boite. Si è deciso di mantenere, sulla base delle attuali condizioni che non garantiscono la sicurezza nella transitabilità della strada, la chiusura della strada stessa per un periodo che è coincidente per circa 2 settimane. 2 settimane è il tempo necessario per reperire i sensori necessari, collocarli in tutti i punti critici o sospetti, collegarli con gli allarmi e i sistemi semaforici che impediscano, in caso di nuovi rischi, l'accesso stradale alle auto. 2 settimane per fare degli interventi urgentissimi per mettere in piedi dei sistemi di monitoraggio nel corpo frana, pluviometri, inclinometri e altri strumenti. Noi dobbiamo acquisire il tempo necessario per cui un inizio di movimento a monte ci consenta di arrivare a interrompere la circolazione prima che questo movimento che è iniziato, se dovesse poi concretizzarsi in una colata detritica, possa raggiungere la sede stradale. Le idee sono chiare, noi come provincia abbiamo messo in atto quello che potevamo fare. Ci vogliono alcuni giorni, alcune settimane, perché bisogna reperire il materiale, non è un materiale che reperisci sul mercato facilmente, però le idee sono chiare di come affrontare il monitoraggio e il sistema di allarme che dopo verrà passato all'ente competente che è ANAS. Gli allarmi serviranno ai residenti per rifugiarsi ai piani alti delle proprie abitazioni, mentre il traffico proveniente da valle verrebbe fermato già a Tai. L'obiettivo principale è ridurre le tempistiche, creare una sorta di automatismo che porti le persone a fermarsi direttamente a Tai senza poi avanzare verso la Val Boite per poi trovarsi davanti alla frana. Questo è quanto. E quindi lasciare passare soltanto quelli che devono comunque fermarsi prima della frana perché hanno un'attività, perché hanno una casa. Chiaro, sicuramente gli abitanti del posto, sì. Allora, siamo rientrati in diretta, questa è la situazione che raccontavamo ieri con Fabio Fioravanzi sulla Alemagna. Non c'è solo la chiusura dell'Alemagna con anche i timori per nuove frane, soprattutto domenica con il maltempo, ma ci sono anche altri elementi che rendono questo weekend particolarmente impegnativo in montagna nel bellunese. Il punto della situazione è proprio a Belluno con Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Nicola, sì, hai proprio ragione, è proprio così, non solo le frane, quindi non solo le difficoltà per transitare lungo la 51 di Alemagna, che come giustamente si ricordava nel servizio resterà chiusa per almeno 2 settimane e potete immaginare che i lavoratori, i pendolari sono davvero su tutte le furie, stanno chiedendo da ieri, per il momento inascoltati, di poter avere la possibilità, la disponibilità almeno di una navetta per i loro spostamenti almeno 2 volte al giorno. Finora questa navetta non è stata concessa per chi deve andare e tornare da Cortina. I tempi di percorrenza del Tre Croci, salvo incidenti, ieri per esempio si è messo di traverso un tir e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare la strada, i tempi di percorrenza raggiungono anche le 5 ore, quindi diciamo che è davvero un pellegrinaggio, è diventato un pellegrinaggio dover andare a lavorare. E poi, come ricordavi tu, domenica ci sarà un altro appuntamento che non attiene alle frane, ma è un appuntamento storico, sportivo, iconico dell'estate sulle Dolomiti, la Maratona Adles Dolomites, che farà arrivare in provincia di Belluno migliaia di appassionati
appassionati della bicicletta e questo comporterà la chiusura dei passi dolomitici e quindi nuovi ulteriori disagi per chi si deve spostare. Noi siamo in questura con il questore di Belluno, Roberto Della Rocca. Giusto oggi, signor questore, lei ha presentato nuovi funzionari, il nuovo comandante della Polizia Stradale di Belluno. Certo, per voi in questo periodo l'impegno richiesto davvero è enorme. Lo confermo, io fra l'altro sono un positivo di natura, è ovvio che qualche piccolo problema sulla viabilità verrà arrecato, ma dobbiamo cercare di venirci tutti incontro. La manifestazione a cui facevi riferimento poc'anzi è una manifestazione che è alla 38esima edizione, quindi è rodata. L'impegno nostro è massimo, avremo più di 60 operatori delle forze di polizia con l'intervento poi l'ausilio degli ASA, tutte le polizie locali dei vari comuni interessati che ci danno una mano. Ovviamente l'impegno in questa edizione è aumentato dal fatto che siamo impegnati anche a garantire viabilità e sicurezza in prossimità della frana, perché praticamente il Cadore è diviso in due, quindi ci stiamo occupando fra noi e i carabinieri sia appunto della viabilità e della sicurezza a monte e a valle. Sono positivo e ottimista perché, ripeto, è un'organizzazione già rodata da tempo, l'impegno è massimo, qualche disagio può avvenire, ma chiedo a tutti quanti una massima collaborazione. Collaborazione che evidentemente viene richiesta anche ai cittadini che in questo periodo si devono spostare per andare a lavorare. Assolutamente sì, e ho gli stessi poliziotti che fanno campo base a San Vito. Adesso c'è stata una deroga appunto per il passaggio unicamente delle forze dell'ordine e per il SUEM, perché ovviamente dobbiamo garantire interventi immediati. Speriamo che la situazione si risolva quanto prima, ma ho notizia che ancora in questo momento ci sono delle riunioni per vedere un po' di accelerare la riapertura. Ecco, speriamo che sia per davvero così. Nel frattempo guardiamo il cielo, come ricordavi tu Nicola, il weekend potrebbe non rivelarsi tranquillo sotto il profilo meteorologico, perché è attesa una perturbazione, anzi forse più d'una, che porterà a aria fresca e quindi anche situazioni di probabili violenti temporali. Teniamo incrociate le dita. A voi il studio. Assolutamente sì, le incrociamo anche noi. Grazie a Tiziana Bolognani, al questore Roberto Della Rocca e anche a Stefano Bozzi. Allora, i problemi della 51 di Alemagna li abbiamo raccontati, li stiamo raccontando, ma ci sono anche i problemi sulla 47 Valsugana. Guardate cosa è accaduto questa mattina a Pove del Grappa, traffico in tilt, ci racconta tutto Mirko Cavallin con Andrea Benetti, guardate. Buongiorno da Pove del Grappa, statale 47 ancora al centro delle cronache dopo il problema della fuga di gas che si è verificato nell'ultima settimana a Cusinati di Rosà. Questa mattina intorno alle 8:30 un incidente qui all'altezza di Pove, località Trenti. Un mezzo pesante che trasportava carcasse di animali, per motivi ancora da chiarire, ha perso il cassone che si è sganciato rovesciando tutto il suo carico, quintali e quintali di carcasse qui sulla carreggiata. L'odore in questo punto è davvero terribile, nonostante le carcasse siano già state portate via. Ovviamente in tilt tutta la viabilità nord-sud sulla statale 47, praticamente senza via d'uscita per i mezzi pesanti. Solo i mezzi leggeri stanno trovando delle strade alternative a Campese, sulla sponda destra del Brenta, oppure all'interno dell'abitato di Pove del Grappa. Abbiamo raccolto alcune testimonianze, a cominciare dal sindaco Francesco Dal Monte. In statale siamo abbastanza abituati a questo tipo di incidenti, purtroppo la strada sappiamo che è molto delicata dal punto di vista traffico. Oggi abbiamo avuto un ribaltamento di un container con carcasse di animali e chiaramente al traffico si è sommato anche il problema odori e recupero di tutte le carcasse che c'erano in strada. Più di 2 ore di interruzione, almeno il senso alternato, però purtroppo qui non ci sono alternative per il traffico pesante. No, non ci sono alternative, però sta di fatto che l'Unione Montana Bassanese, che sta coordinando i lavori di gestione del traffico, sta lavorando veramente bene, perché ha coordinato anche i carabinieri di Romano, di Solagna e di Enego, e quindi oltre che altre polizie locali, e quindi stanno lavorando molto bene dal punto di vista traffico.
Ovviamente i disagi inevitabili nella giornata forse più calda dell'anno, almeno così si annuncia. I disagi sì, ci sono, non si può nascondersi. Vi dico, speriamo, hanno fatto velocissimo perché in 2 ore hanno risolto un problema che secondo me ci voleva almeno un 4-5 ore di tempo per gestirlo. Siamo stati fortunati appunto che coordinazione di ditte di pulizia e forze dell'ordine insomma hanno lavorato velocissime per ripristinare il traffico. Non solo i problemi contingenti dovuti a questo incidente, ma a Pove del Grappa l'odore di animali, di carcasse è permanente perché c'è un'azienda che lavora a pellame e utilizza appunto scarti di animali che entrano ed escono dall'azienda. Il signor Giancarlo Bizzotto rappresenta una parte dei cittadini che da circa 1 anno e mezzo si sono costituiti in comitato. A questi odori voi siete purtroppo abituati? Sì, diciamo arrivano diversi da questo a varie intensità, dipende sempre dal vento e arrivano questi odori soprattutto agli abitanti che sono confinanti con l'azienda. Sono famiglie storiche di Pove che vivono là e in questo momento, in questi anni, vivono un disagio enorme. Io li sto aiutando per vedere di migliorare la loro condizione. L'odore ha una particolarità, arriva di notte, in piena notte, al mattino prestissimo, al sabato e alla domenica. Per dire anche a Ferragosto il giorno di Pasqua, si sentiva odore. E vogliamo capire perché l'odore esce quando l'azienda non lavora, è chiusa. E su questo non abbiamo avuto finora risposte. Speriamo. Questo dunque il racconto di Mirko Cavallini e Andrea Benetti da Pove del Grappa sulla statale 47. Allora andiamo con la cronaca di nuovo nella Marca. Un'auto travolge un monopattino, 31enne sbalzato nel fossato, è in gravi condizioni. L'incidente alle 23 a Colle Umberto, dove un giovane, un 24enne del posto, in una via priva di illuminazione si è scontrato con il 31enne straniero di Ponte nelle Alpi che era sul monopattino. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto si è precipitato l'elicottero notturno di Treviso Emergenza che ha trasportato l'uomo all'ospedale Cafoncello dove si trova in gravi condizioni. Rilievi eseguiti dai carabinieri di Vittorio Veneto che stanno anche indagando sulla dinamica di questo incidente. A proposito di incidenti, il mortale, la tragedia di San Martino di Lupari con il 45enne morto contro un trattore. Sarà l'autopsia che è fissata per martedì a chiarire le cause del decesso. Un malore o forse un errore di guida. Restano aperti molti dubbi sulla tragica morte di Morgan Navuzzi, 45 anni, di Campo San Martino, finito con la sua moto contro la ruota di un trattore lungo la strada provinciale 39 a San Martino di Lupari mercoledì scorso. A chiarire i dubbi sarà l'autopsia. Il PM Marco Brusegan, che coordina le indagini, affiderà l'incarico nella giornata di martedì. Un conducente esperto, un uomo in buona salute, Morgan Navuzzi, che mercoledì mattina stava andando al lavoro in un'azienda di Campagnalta lungo una strada che percorreva da 18 anni. Nel registro degli indagati come atto dovuto è stato nel frattempo iscritto per l'ipotesi di reato di omicidio stradale colposo l'uomo alla guida del trattore che ha tentato un'inutile frenata. Solo dopo l'autopsia sarà possibile stabilire la data dei funerali. A Spresiano invece un 48enne investe una ciclista e se ne va senza soccorrerla. Testimonianze e lettori targa permettono ai carabinieri di denunciare il pirata. Ha urtato con il furgone la bicicletta di una ragazza di 24 anni che è finita rovinosamente a terra. Invece di fermarsi a soccorrerla, ha proseguito la sua corsa, ma i carabinieri non hanno impiegato molto tempo a rintracciare il conducente del veicolo, denunciandolo a piede libero per lesioni personali e omissione di soccorso. L'episodio in serata in via Carducci a Spresiano erano circa le 22 quando si è verificato l'incidente, in seguito al quale la ragazza è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Treviso, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Nel frattempo i carabinieri hanno raccolto le testimonianze di chi aveva assistito alla scena, che si sono rivelate fondamentali per risalire all'automobilista insieme alle telecamere di videosorveglianza e ai lettori targa della zona. Tanto che l'uomo alla guida del furgoncino Fiat, un 48enne residente in provincia di Treviso, è stato rintracciato e segnalato all'autorità giudiziaria.
Ancora cronaca, sono intervenute anche le squadre dell'antincendio boschivo regionale a Chioggia insieme ai vigili del fuoco per spegnere un incendio che ieri sera intorno alle 20 aveva interessato una vasta area di bosco in via Lungobrenta a Isola Verde. Le fiamme partite da alcune sterpaglie hanno interessato una superficie di circa 40.000 metri quadrati. Solo intorno alle 23 il rogo è stato fortunatamente spento, certamente con queste temperature, situazioni che vengono ovviamente peggiorate dal clima secco, dall'assenza ovviamente di piogge. Poi ancora fiamme nella notte in via Battaglia nel comune di Maserata sul Piave, a prendere fuoco un ricovero attrezzi adiacente a un'abitazione. Immediato l'allarme e l'intervento intorno a l'una dei vigili del fuoco proveniente dalla sede di Treviso. Grazie all'arrivo in pochi minuti dei pompieri è stato estinto l'incendio, scongiurando che il rogo si propagasse all'esterno e all'abitazione. Non è ancora stato accertata con chiarezza la causa di questo incendio. Ed ora il delitto del Piave, di nuovo torniamo a parlare della assoluzione per non aver commesso il fatto di Franco Battaggia. La procura dice che non c'è nessuna pista alternativa proprio a Franco Battaggia per l'omicidio di Anica Panfile. Ora si attenderanno le motivazioni della sentenza di assoluzione per valutare un eventuale ricorso in appello. Franco Battaggia per gli inquirenti rimane il responsabile della morte di Anica Panfile, la 31enne rumena trovata senza vita in un isolotto sul Piave Aspresiano il 21 maggio 2023. Nessun'altra pista per questo delitto. Ora la procura tenderà i 90 giorni per leggere le motivazioni della sentenza di assoluzione e per valutare quindi un eventuale ricorso in appello o la riapertura delle indagini. Intanto Franco Battaggia, scarcerato, è tornato subito al suo lavoro in pescheria a Spresiano. Il suo avvocato Fabio Crea ci ha spiegato gli elementi che hanno contribuito a questo risultato, partendo proprio dai due alibi tecnici. La Wind dice che ci sono due momenti diversi a partire dalle 16:52 per 50 minuti. Il primo è che vi è una operatività sul telefono perché il codice che dà la Wind è un internet.wind. La seconda parte, dopo i primi 20 minuti, invece è un traffico gestorio, quindi passivo, che viene identificato con un codice IMS, quindi quello che è il dato oggettivo è il dato fornito dal gestore Wind. Il legale ha poi sottolineato altri due aspetti: quello che Battaggia, 79enne, da solo o in compagnia del fratello ultra 85enne, non potesse di certo aver sollevato il corpo della vittima, alta 1,75, 80 kg di peso, avvolta in un tappeto. E poi manca un movente del delitto. Un processo complesso affrontato, ci dice il legale, grazie a tutta la struttura dello studio e a tutti gli avvocati che lo hanno coadiuvato. Non solo. Vorrei anche dare un'indicazione, una gratificazione anche ai consulenti tecnici molto importanti, il professor Montisci, l'ingegner professor Vitiello, il nostro investigatore privato Massimo Carraro, che sono stati veramente decisivi nel individuare tutti quegli elementi che poi sono stati fondamentali per l'esito processuale. Luigino De Biasi, compagno di Anica, rivolge il suo pensiero ai figli della donna, ci dice il suo avvocato Fabio Amadio. La prima cosa che mi ha detto è stato: ma adesso chi risarcirà i bambini? E io purtroppo gli ho dovuto dire: allo stato attuale, Luigino, nessuno risarcirà i bambini della perdita della mamma. L'appello di Luigino De Biasi. Visto che il colpevole non c'è, ma c'è una mamma morta, credo, e mi piacerebbe che la procura proseguisse con delle indagini, anche ampliando lo spettro delle indagini. La cronaca giudiziaria ancora: nel settembre 2023 era entrato nella casa di un commercialista ferendo lui e la figlia, lo ricorderete, un fatto molto grave. Andrà a processo a ottobre il 39enne pakistano accusato di tentata rapina pluriaggravata e lesioni gravissime. Mio fratello era con quel braccio che perde sangue, abbiamo stretto il braccio, fasciato, e chiamato i carabinieri. È la drammatica testimonianza del fratello ai nostri microfoni poche ore dopo il tentativo di rapina in un'abitazione di Mortise a Padova. Era il 20 settembre 2023 quando, nel cuore della notte, un uomo era entrato in casa ferendo la figlia del proprietario che dormiva sul divano e colpendo al braccio con un coltello il padre che si era lanciato in sua difesa. Grazie alle indagini dei carabinieri, che dalla camicia ritrovata in casa e da una tazzina di caffè erano riusciti a rintracciare
tracciare il DNA dell'uomo si è arrivati all'arresto di un 39enne pakistano individuato a Rovigo. L'uomo adesso è in carcere, senza fissa dimora. Lo straniero, che vive di espedienti, sarà processato con l'accusa di tentata rapina pluriaggravata, lesioni personali gravissime e lesioni personali aggravate. L'udienza è fissata per il 15 ottobre. Ancora la cronaca da Padova, un arresto e 6 denunce per spaccio e ricettazione. La polizia ha restituito al legittimo proprietario l'auto rubata in piazza Insurrezione a un turista olandese. Spacciava a ridosso di Prato della Valle l'egiziano di 25 anni, arrestato dalla polizia di Padova. Il giovane, che viveva in una comunità per richiedenti asilo e stava cercando di regolarizzare la sua posizione in Italia, è stato notato mentre si disfava di alcune dosi di cocaina. Fermato, è stato arrestato e dopo il processo per direttissima è stato portato al CPR di Gradisca di Sonzo. Il secondo blitz in uno degli alloggi dismessi nell'area dell'aeroporto. Qui sono stati rintracciati 3 tunisini, uno maggiorenne trovato in possesso di cocaina e 2 minorenni. I 3 sono stati denunciati per invasione di terreno pubblico. In via Vigonovese, infine, la polizia ha bloccato, dopo un breve inseguimento, un'auto alla guida senza patente. C'era un 16enne tunisino denunciato per ricettazione con i 2 giovani che erano con lui, un 16enne moldavo e un 20enne italiano. L'auto è stata restituita al legittimo proprietario, un turista olandese a cui era stata rubata in piazza Insurrezione. Allora, parliamo di sicurezza nelle città, e allora non possiamo non parlare della zona rossa. Fra poco vi racconteremo di Vicenza, ma intanto vediamo per una zona rossa che inizia, una zona rossa che si conclude, quella di Treviso, che si conclude di fatto domani. Ieri c'è stato un incontro in prefettura per fare il bilancio e per capire se fosse il caso di prorogarla o meno. Allora vediamo com'è andata. I risultati sono stati convincenti e abbiamo ottenuto l'obiettivo che era quello di liberare quella zona dalla presenza di alcune figure. Nelle ultime settimane poi si sono addirittura azzerati gli allontanamenti, segno evidente che il grande lavoro svolto dalle forze dell'ordine ha portato a un risultato importante. Scadono sabato i 40 giorni di sperimentazione della prima zona rossa di Treviso a ridosso del quadrante di Via Roma e della stazione, e il bilancio fatto nel corso di un vertice in prefettura è più che positivo. Sono stati identificate e controllate 4.010 persone. Di queste 4.010, 14 allontanate in relazione ai precedenti penali di cui erano a carico e soprattutto per atteggiamenti che avevano tenuto in quel momento. Da diversi giorni non ci sono allontanamenti, si parla di zona tranquilla. Quindi il provvedimento che avevo adottato ha raggiunto il suo effetto. Lo replicheremo nel caso ci fossero avvisaglie di segno opposto. Dunque al momento, durante il periodo estivo, il provvedimento non sarà rinnovato, mentre restano monitoraggi e controlli, soprattutto legati al disagio giovanile. Non riproporremo in questa fase la zona rossa, ma verranno comunque rafforzati i controlli, soprattutto nei fine settimana, contro l'interperanza giovanile. Ma valuteremo poi a settembre se sarà il caso di riproporre la zona rossa quando magari ci sarà anche un flusso di persone maggiore. Durante l'incontro in prefettura è stato fatto un focus sulla situazione delle periferie nei comuni più grandi della Marca per mettere in luce eventuali situazioni di degrado in alcuni quartieri. Forse la città capoluogo è la città dove magari si possono individuare alcune zone, mentre nelle altre città periferiche, insomma da Vittorio Veneto o a Conegliano, non ci sono riscontri di concentrazione di unità abitative dove c'è un insieme di queste situazioni. Sottolineeremo che rispetto a 20 anni fa nelle periferie la tipologia e le caratteristiche della comunità sono cambiate, con una sovrapposizione culturale importante che porta in molti casi benefici, in alcuni anche alcune criticità che devono essere monitorate.
E intanto, prima di collegarci con Vicenza per parlare della zona rossa che invece inizia di fatto in queste ore ufficialmente, vediamo cosa ci ha raccontato ieri Cristian Demma, che è tornato dall'incontro con il sottosegretario della giustizia Andrea Ostellari. Cristian Demma è il presidente dell'associazione Furti in Corso, che è stato ricevuto al Ministero dopo le sollecitazioni di tantissimi che avevano appunto scritto nella pagina Facebook, nel gruppo dell'associazione, per cercare di fare qualcosa in più a livello governativo contro la piaga dei furti, delle rapine e del degrado. Sentite. Inizia, a parole sue, io le ripeto, ha detto possiamo dire che inizia una collaborazione col Ministero di Grazia e Giustizia, nel senso che ha spiegato che raramente le persone con questa tenacia, purtroppo, o una rottura di scatole, mi permetto di dirlo sempre, sono arrivate fino a lì per trasmettere l'ansia, le paure della gente, e quindi ha detto perché non iniziamo una vera e propria collaborazione. E questo è il risultato più significativo raccolto dal presidente di Furti in Corso nell'incontro a Roma con il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Un'ora e mezza di faccia a faccia servito a Demma per presentare al senatore le richieste che arrivano all'associazione da parte dei cittadini esasperati dai colpi in abitazioni e negozi, tra tutte quella di un inasprimento delle pene per chi commette questi reati. Perché abbiamo chiesto fondamentalmente di aumentare il livello della pena per i furti in abitazione. Perché? Perché ad oggi si arriva a 4 anni e quindi con la decurtazione della pena e via dicendo alla fine non si va un po' in galera. Mentre se arrivavamo ai 6, cosa che comunque il senatore aveva già in programma, si può, con gli sconti di pena, andare finalmente in galera anche per loro. Abbiamo cercato di organizzare un qualcosa per poter trasformare il classico furto in casa direttamente in rapina, e allora lì si andrebbe ancora più su, perché secondo noi, il furto in corso, ma in realtà è il cittadino che lo diceva, ogni volta che qualcuno ci entra in casa, ci trova e ha anche un cacciavite in mano, un piede di porco, qualsiasi cosa, a nostro parere può essere considerata rapina con un'arma impropria. Il sottosegretario, che in tal senso aveva già iniziato a muoversi, ha aperto all'ipotesi che siano i ladri a risarcire i cittadini per i danni subiti durante un furto. E allora abbiamo detto no, costringiamolo a lavorare, socialmente utile o meno, viene anche pagato, ma quei soldi vengono bloccati e vengono restituiti a noi per i danni che ha fatto. Quindi se paga con del lavoro, probabilmente la prossima volta ci pensa a farmi 4-5 mila euro di danni, e anche su questo frangente, visto che lui aveva già iniziato un'idea, era estremamente interessato. Ostellari ha poi invitato Demma ad organizzare tra fine settembre e inizio ottobre un incontro con sindaci e dirigenti scolastici, al quale, ha assicurato il sottosegretario, saranno presenti i rappresentanti dei Ministeri della Giustizia, dell'Interno e della Pubblica Istruzione. Prendiamo la parte delle baby gang con l'educazione dei ragazzi, i cittadini per la parte del Ministero degli Interni e del Grazia e Giustizia, e forse potrebbe essere veramente l'unica grande occasione, posso dire, nella storia dove i cittadini incontrano i ministeri direttamente. A proposito di sottosegretari e di Ostellari in questo caso, il sottosegretario Ostellari e Molteni, quindi Giustizia e Interno, sono in queste ore a Vicenza per l'avvio ufficiale della zona rossa. Sta seguendo questa presenza il nostro Daniele Garbin insieme a Simone Squarcina. Buongiorno Daniele. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Conferma, proprio alle mie spalle è ancora in corso in questo momento la conferenza stampa con il sottosegretario della Giustizia e la Sicurezza Ostellari e Molteni, proprio perché è importante in questo momento fare il punto con me, Silvia Maino, consigliere regionale Veneto, proprio perché insomma ci sono stati fatti passi in avanti per quanto riguarda Vicenza, ma comunque in generale col decreto sicurezza. Sono qui, e che segnale è questo motivo per cui sono qui questi due importanti sottosegretari? Buongiorno a tutti, è un segnale importante per la città, un segnale di presenza forte, un segnale di presenza di Lega che c'è, di Lega che è presente sul territorio, di Lega che porta un messaggio forte. Noi ci siamo per la città di Vicenza con tutti i provvedimenti che questa mattina nei tavoli in prefettura con il questore, con le forze dell'ordine sono stati trattati. Si è parlato di legalità, si è parlato di giustizia, si è parlato di sicurezza nei confronti dei nostri cittadini, dei nostri commercianti, ma soprattutto delle nostre forze dell'ordine. Tutelare la loro sicurezza mentre sono al lavoro. Focus sulle anche zone rosse, la prima a Vicenza proprio partita, anche questo è un provvedimento atteso. Sì, un provvedimento atteso, adesso vediamo come procede, ma non abbiamo nessun dubbio nel fatto che sicuramente procederà bene. A Padova abbiamo visto che la sperimentazione ha funzionato. Allora, proprio sulle zone rosse noi abbiamo sentito anche i vicentini, anche questi sono importanti, era un provvedimento atteso, ovvio che non basta, è un segnale importante. Ringraziamo Silvia Maino grazie a voi. E vi lasciamo con le opinioni dei vicentini che abbiamo sentito. A voi studio.
certamente favorevole a mettere questi provvedimenti, perché però poi la risposta è ma se li togliamo da qua poi vanno da un'altra parte. Da una qualche parte bisogna cominciare, no? Sì, beh, su questo sono d'accordo. Cosa pensa? Io penso che le zone rosse siano una soluzione, ci vuole. Se questa può essere utile, ben venga. Bisogna vedere come viene anche effettuata, se non si maltratta troppo la gente che vive nelle zone rosse, perché a volte vivono nelle zone rosse perché non sanno dove andare. Che ci sia un certo tatto nel prendere questa iniziativa penso che sia doveroso. È giusto che queste persone entrino, ma in una forma diversa, secondo me. Devono essere seguite, guidate e non mantenute soprattutto. Ma secondo lei servono? Cioè, le ho appena detto che non sarebbe uguale adesso, solo con un'ulteriore regola in più, con qualcuno che viene preso di più e il giorno dopo un'altra volta libero, perché cioè non è che l'istituzione della zona rossa appesantisca le pene, cambia niente. Nelle zone rosse, io personalmente prima di ghettizzare una parte di città ci penserei 2 volte, perché o c'è osmosi, possibilità di capirsi, di vedere, che poi qualcuno aiuti un altro se vede un furto, cioè, niente da dire, però l'idea di ghettizzare mi è estranea. È uno strumento utile o no? Sì, sicuramente farà qualcosa, però bisogna vedere poi, perché se loro sanno che la zona rossa magari è di qua, la evitano, vanno in altre zone. Se io ci passo là è un macello per me, perché loro mi guardano come io rapino, spassatore, capito? Questa cosa non conviene, non va bene, capito? A Vicenza non penso starno, non penso se stanno, perché questa città è bella città, diciamo a me mi piacciono come sono. Sì, c'è persone così, con la, diciamo è là tutti i parti è così, non solo a Vicenza, capito? La zona rossa probabilmente non c'è, no. La zona rossa è cos'è? Una zona dove non poter accedere, dove... Chi è macchiato di reati, non i cittadini? Qualsiasi insomma, risposta la si provi, la si vede, ma si deve in qualche modo dare risposte, altrimenti la situazione veramente continua a degradare e la gente è esasperata. Insomma. In estrema sintesi sì o no? Sì. Queste le opinioni di Vicentini sulla zona rossa. Noi ci fermiamo un secondo per la pubblicità, pochi istanti. Ripartiremo dalle polemiche e dalle questioni riguardanti le moschee, da Vicenza a Mestre. A fra poco. Niente moschea a San Pio X è la conclusione di una storia iniziata 5 mesi fa e che fece discutere il quartiere. La voce si diffuse rapidamente, se ne parlava nei negozi e per strada. Nella galleria commerciale sembrava che potesse arrivare un'associazione culturale islamica. A suscitare perplessità era il giro di fedeli che un'eventuale nuova moschea avrebbe potuto richiamare nel quartiere. Ha diritto di vivere anche ora, però ecco. L'importante è che ne crea problemi. Gente a spasso qua in quartiere ce ne sono parecchie, quindi accettiamo anche questi purché si mantengono nella civiltà. In questo quartiere abbiamo già un degrado naturalmente, quindi che dopo non ci porta altri problemi. Un quartiere già difficile quello di San Pio X, ci sono problemi di degrado, di spaccio di droga, di furti, di violenza e di atti vandalici. Proprio pochi giorni fa chi lavora nella zona aveva dedicato il proprio tempo a ripulire una parete che nel giro di poche ore è di nuovo imbrattata. Purtroppo venire qua oggi, questa mattina, e vedere queste scritte qui, dopo aver rinsanato tutto, mi piange il cuore. Questi negozianti curano il quartiere e siccome alcune attività commerciali della zona hanno bisogno di spazio, hanno deciso di mettersi insieme e di prendere in affitto l'unico locale rimasto vuoto. Abbiamo preso in locazione questo stabile perché ci servivano degli spazi in comune. Sì, abbiamo deciso noi proprietari del commercio qui invece di gestirlo come archivio. A noi servivano questi locali proprio per utilizzarli come magazzino, come deposito.
Insomma, il locale nella galleria commerciale di Via Giuriato oggi non è più uno spazio libero e quindi tramonta l'ipotesi che possa diventare la sede di un'associazione islamica. D'altronde non ci sarebbe neanche stata la capacità nel quartiere di accogliere centinaia o migliaia di persone. E anche noi che dobbiamo lavorare, abbiamo i nostri clienti che vengono da noi, devono avere anche la possibilità di parcheggio. Il quartiere già è strapieno e soprattutto non è attrezzato per accogliere tutto quella che poteva essere l'affluenza a questo nuovo luogo di culto. Come per San Felice, che è una questione di cui mi sono occupata personalmente insieme al capogruppo di Fratelli d'Italia qualche mese fa, qui insomma è nato un po' lo stesso problema, nel senso il problema degli spazi, il problema di aprire dei centri culturali che hanno comunque tutto il diritto di esistere, però in luoghi diciamo non consoni proprio a livello anche urbanistico. Quindi continueremo a seguire queste dinamiche e queste magari nuove aperture, magari cercando anche di instaurare un dialogo e di far capire a queste comunità che ci sono altri luoghi dove potrebbero nascere dei centri culturali piuttosto che vicino a centri residenziali o commerciali. La Lega del Comune di Venezia con i suoi consiglieri, assessori e cittadini di Via Piave ha partecipato nel pomeriggio ad un sit-in davanti alla moschea di Mestre, recentemente dichiarata illegale dalla sentenza del Consiglio di Stato. Presente anche l'europarlamentare Anna Cisint, ha chiesto l'espulsione dell'imam ritenendo inaccettabili gli insulti pronunciati nei confronti delle donne. Siamo qui per dire che questa moschea, che ha già avuto l'out da parte del Consiglio di Stato, è ancora utilizzata perché dentro ci sono i tappetini e sono entrati a pregare, e questo è il rispetto della legge italiana che ha l'Islam radicalizzato. Qui dentro sapete chi ci prega? Ci prega quell'imam che ha detto delle donne, di me, della Meloni, ma delle donne in generale, delle cose gravissime, perché la radicalizzazione e la Sharia è già in Italia e la stanno implementando ogni giorno di più all'interno dei loro centri islamici, e predicano questo tipo di impostazione nelle scuole e sui social. Questa persona, come altre, devono tornare a casa loro e questa moschea va chiusa. Noi dobbiamo dare dei messaggi chiari, perché l'Italia è un paese che ha delle leggi, un ordinamento giuridico, e questo ordinamento va rispettato. Sharia e sovversione del sistema democratico, noi siamo qua per combatterlo. Così dunque Anna Maria Cisint, l'europarlamentare della Lega, ieri pomeriggio a Mestre davanti alla moschea di Via Piave. Siamo tornati in diretta da Mestre, però ci spostiamo a Venezia per raccontare di ieri mattina il blitz, anche con qualche momento di tensione per bloccare il previsto abbattimento di 2 platani in campo Sant'Agnese. Fermato per l'intanto l'abbattimento dei 2 platani in campo Sant'Agnese nel sestiere di Dorsodura Venezia. Tra polemiche e momenti di altissima tensione e l'intera area transennata di fatto chiusa dalle forze dell'ordine. 9 tra poliziotti, carabinieri e agenti del locale che hanno identificato, documenti alla mano, la maggior parte dei 25 ambientalisti presenti, tra attivisti, consiglieri di municipalità, semplici cittadini, studenti e chiunque era deciso a non abbandonare il campo già dalle 7 del mattino, orario della prevista capitozzatura. Alle 12:30 la situazione, fino a quel momento tenuta sotto controllo, comincia ad assumere un piglio che sembra andare nella direzione opposta. Vediamo che agenti delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri adesso stanno veramente intimando agli attivisti di lasciare l'area, diversamente verranno portati via con la forza. Ci hanno preso i documenti, è per un buon motivo. Hanno chiesto i documenti? Sì, li abbiamo dati, per un buon motivo. Sono una mamma, passo di qua spessissimo, più volte al giorno, i bambini che fanno a scuola qua. Questo è un posto per noi importantissimo, gli alberi che sono qua fanno parte di noi, sono come noi. Ci vogliono intimidire chiedendoci i documenti. La protesta degli ambientalisti perché la soppressione, a loro dire, sarebbe ingiustificata. Contrariamente al parere dell'amministrazione comunale, che prima del presidio pacifico aveva giudicato gli alberi in questione malati in modo irreversibile. Noi chiediamo una sospensione degli abbattimenti perché riteniamo che questi alberi possano essere salvati e quindi chiediamo di avere il tempo. Sono 15 giorni.
15 giorni per effettuare una controperizia. Sono ignoranti persino i tecnici che vengono qui a dirci che gli alberi non possono essere curati, questo ce l'ha detto stamattina la sedicente perita forestale. Non possono essere curati, e poi parlano di sicurezza, e guardate qui alle nostre spalle, da 25 giorni hanno lasciato questi alberi, questi rami che avevano tagliato 25 giorni fa, li hanno lasciati per terra. Alle 13:30 operai e forze dell'ordine desistano e abbandonano il campo, che nel pomeriggio diverrà teatro di incontro della prevista commissione di municipalità, proprio sul verde pubblico, che in contemporanea si tiene anche a San Lorenzo. Ad avere la meglio i manifestanti con i 2 platani ancora salvi, almeno per il momento. Quindi io vorrei, e tutti quanti noi vorremmo, che oltre alla perizia sull'albero venisse effettuato un controllo per quanto riguarda le nidificazioni. Sempre a Venezia, ma parliamo di un passaggio significativo verso il collaudo e quindi la fine dei lavori delle barriere mobili del Mose. Finalmente ha approvato un importante lavoro di manutenzione. Si avvicina con un passaggio formale importante la fine dei lavori, di conseguenza il collaudo delle barriere mobili del Mose che tengono Venezia all'asciutto, dalla quarta. La manutenzione è un tassello importante per considerare l'opera finalmente e formalmente conclusa e a regime. Lo spiega Davis Rizzo, presidente di Costruttiva, che riunisce le imprese costruttrici, imprese soddisfatte da questa notizia a lungo attesa. È stato approvato dal CTA del Provveditorato il cosiddetto progetto di revamping. Il progetto di revamping che prevede la sostituzione di 6 paratoie, 2 per ogni schiera, nello specifico per la schiera di Chioggia, per quella di Malamocco e 2 per la schiera di San Nicolò, che verranno sostituite da 6 paratoie di cortesia che verranno ripristinate e rimesse in condizione di essere appunto utilizzate in questa operazione, e le 6 paratoie che verranno tolte da sott'acqua verranno, attraverso una gara, sottoposte a ciclo manutentivo. Si consegue un punto importante verso quella che è la parte, come dire, manutentiva dell'opera. Il revamping rappresenta la parte di manutenzione propedeutica al collaudo del Mose stesso, e di conseguenza è una tappa importante su quello che è il traguardo del fine lavori e dell'inizio del regime manutentivo e di gestione del Mose stesso. Torniamo in terraferma, nella Marca in particolare, ma è un dato che riguarda tutto il Veneto. Domani ovviamente è la partenza dei saldi estivi in tutto il Veneto, svendite che proseguiranno per 2 mesi fino al 2 di settembre. La spesa media pro capite stimata da Federmoda sulla base di un sondaggio Veneto che intervista 600 consumatori sarà di 228 euro per l'abbigliamento e 168 per borse e accessori, in linea con le previsioni dell'anno scorso. Si stima che il 69% sceglierà i negozi fisici di prossimità, mentre il 31% si affida all'e-commerce. In un quadro socio-economico difficile, afferma la presidente di Federmoda, Beatrice Palodetti, a Treviso, è positivo il fatto che il 67% dei trevigiani intervistati affermi di voler spendere quanto o più dell'anno scorso, di voler destinare il 48% dei loro acquisti verso l'abbigliamento e il 36% verso la calzatura. Queste le prime stime di moderato ottimismo dunque della categoria. Nel frattempo, ieri pomeriggio i rappresentanti delle associazioni dei commercianti a Treviso, e gli stessi che avevano sottoscritto la ormai nota petizione con 140 firme per chiedere al Comune maggiore attenzione per il commercio in città, il caso Vettoretti anche che ne era nato, hanno incontrato proprio il sindaco Conte, al quale hanno consegnato una nuova lettera firmata da altri 70 esercenti. Sentite. Siamo soddisfatti di quello che è stato il risultato finale, perché non solo ci ha trovato uniti tra presidenti di associazioni del commercio di Treviso, ma dopo varie valutazioni abbiamo scoperto che viaggiamo tutti sulla stessa barca.
anche con l'amministrazione comunale, quindi grandi riscontri e fortunatamente tanti progetti concreti a breve termine. Avanti con Vettoretti. Avanti con tutti quelli che vogliono darci una mano. Abbiamo discusso anche dei progetti, ci saranno dei progetti più avanti, però siamo d'accordo, ecco, avanti con l'amministrazione comunale. Abbiamo parlato, abbiamo discusso, però abbiamo anche capito che c'è una mano. Adesso abbiamo anche eventi importanti che stanno arrivando, quindi verranno alimentati un po' di più con la buona volontà di tutti quanti, insomma. E anche i cantieri non vi hanno dato una mano, però siamo quasi al punto di chiusura. No, assolutamente, anzi ne sono stati aperti talmente tanti, questo purtroppo il periodo Covid non ha aiutato, perché erano idee già messe in atto pre-Covid, per cui l'amministrazione ha scaricato a terra una marea di progetti interessanti, sono tutti progetti assolutamente importanti che valorizzeranno la città, però hanno penalizzato l'ordinario quotidiano e ci hanno messo tante volte in difficoltà quartiere per quartiere. Un po' alla volta queste cose verranno opere completate, per cui siamo solo che fiduciosi. Queste le parole mentre rivediamo, a proposito di commercio e di volano per il commercio, rivediamo la serata a Santa Caterina con cui l'Ascom ha festeggiato i suoi 80 anni in città, con protagonista Marco Goldin, che ha illustrato i contenuti della mostra che aprirà a novembre proprio nel museo. Ormai è un mese e mezzo che abbiamo aperto il call center per le prenotazioni, abbiamo percepito molto chiaramente che la gente ha voglia di tornare a Treviso, perché la gente ricorda quella grande, straordinaria stagione, e ci sono persone che non sono più tornate a Treviso da allora, quindi vuol dire che sono passati più di 20 anni e quindi questa è sicuramente una bella cosa. Ci immaginiamo che tipo di memoria sia stata quella delle mostre di Casa dei Carraresi. La mostra da Picasso a Van Gogh, in arrivo il 15 novembre al Museo di Santa Caterina, sta muovendo già un significativo interesse. Lo conferma il curatore Marco Goldin, che proprio a Santa Caterina ha raccontato la nascita di questa nuova avventura culturale agli iscritti dell'Ascom nella serata voluta per festeggiare gli 80 anni dell'Associazione Commercianti, con cui si procede su un percorso a doppio binario per dare alla città nuova vitalità, di cui beneficeranno innanzitutto proprio bar e negozi. Questo si fa passando per un bel progetto culturale. Io non dimentico mai di dire questa cosa, perché certamente è importante il mondo del commercio, però questo avviene se tu fai un bel progetto che faccia venire la gente a Treviso. Senza questo ovviamente nulla sarebbe accaduto e nulla accadrebbe in realtà. Evochiamo anche qui una stagione che ha fatto grande Treviso, quella delle grandi mostre, e un binomio che abbiamo lanciato in quel periodo, che ha lanciato il turismo in città e ha lanciato appunto cultura e commercio. Su cultura e commercio abbiamo lavorato molto e abbiamo stretto un forte senso di comunità, e per noi questo è importante, è il modo per noi per essere pronti per i prossimi 80 anni. Treviso torna nel carnet degli appassionati d'arte a livello nazionale, con la mostra a Santa Caterina a fare da volano. Non è solamente un aspetto culturale che per noi è fondamentale, è che sarà richiamerà un sacco di turismo, e questo significa alberghi, ristoranti, il commercio comunque avrà un ulteriore impulso in tutto questo, e questa è ancora una volta economia di territorio. Dall'arte figurativa alla settima arte, quella del cinema, perché si avvicina piano piano la mostra del cinema di Venezia, in programma dal 27 di agosto prossimo, edizione numero 82. Qualche giorno fa il nostro Lorenzo Maier ci ha raccontato chi sarà a presentare serata di apertura e chiusura, l'attrice Manuela Fanelli, e invece adesso in collegamento, buongiorno Lorenzo, ci dice quale sarà il film di apertura molto atteso e anche in concorso, lo dico io in uno spoiler, di questa edizione numero 82. Buongiorno Lorenzo, allora chi sarà ad aprire la mostra? Buongiorno Nicola, dai nostri telespettatori. Ad aprire la mostra sarà niente meno che il grandissimo premio Oscar italiano Paolo Sorrentino con il suo film La Grazia. È una notizia veramente importante quella che è arrivata un'ora fa circa, perché si tratta di un grande ritorno di Paolo Sorrentino a Venezia. Come ha detto il direttore Alberto Barbera, come ha ricordato, c'è un legame forte tra Venezia, la mostra del Lido, e il regista napoletano. Barbera agli inizi del suo mandato come direttore
della Mostra di Venezia nel 2001, quindi quasi 25 anni fa, fu lui a lanciare Paolo Sorrentino con il suo primo lungometraggio che venne presentato appunto nel 2001, L'uomo in più alla Mostra di Venezia. Questo film rappresenta un ritorno per Paolo, che l'anno scorso, lo ricordiamo, era stato in ballo. C'era stato un derby tra Venezia e Cannes con il suo film Partenope ambientato a Napoli. Allora, un anno fa, Sorrentino, che pure è stato corteggiato anche da Venezia, scelse di andare a Cannes. Quest'anno, possiamo dire così, doveva farsi un po' perdonare, e quindi il direttore Barbera è riuscito a piazzare davvero un grande colpo. Parla il suo film di una storia d'amore girata in una città italiana. C'è curiosità per capire se sarà l'amata Napoli o un'altra città. Dalle indicazioni che trapelano, l'unica cosa che sappiamo è che Sorrentino nell'aprile, pochi mesi fa, 2 mesi fa, nell'aprile scorso, ha girato con il suo set anche a Torino un genere drammatico dove Sorrentino, sappiamo, dà sempre il meglio di sé, e è una notizia importante perché insomma un film italiano che apre la mostra, per giunta in concorso con poi il grandissimo Tony Servillo, anche lui un grande amico della mostra, e Anna Ferezzetti, è davvero un bello spot per il cinema italiano. Peraltro, mi pare di, se non ho letto male, è la 7ª collaborazione tra Sorrentino e Servillo, insomma un binomio che richiama tante altre storici binomi del cinema, penso a Fellini, Mastroianni, ne dico una così, ma insomma certo, Sorrentino-Servillo è una garanzia. Poi Servillo tornerà con, sarà insomma protagonista, non avrà una parte secondaria nel film, quindi è davvero una coppiata blindata questa. Sorrentino, lo ricordiamo, che ritorna a Venezia dopo un suo film che 3 anni fa fu premiato, a mio modo di vedere con un po' di rammarico per Sorrentino, che si aspettava qualcosa di più, con Questa è stata la mano di Dio, no? Certo. Che venne premiato con il Gran Premio della giuria e fino alle ultime ore era stato dato come candidato anche per il Leone d'Oro. Quindi davvero un ritorno. Venezia accoglierà Paolo Sorrentino e il suo cast a braccia aperte con grande entusiasmo. È soprattutto importante per il cinema italiano che sia quest'anno non un colossal americano, insomma, ma un film italiano, certo. Un film italiano da aprire. Ultima cosa che ti chiedo, in queste immagini che stiamo vedendo, che sono riferite ovviamente alla mostra del cinema dell'anno scorso, abbiamo visto il red carpet e tante star. C'è qualche anticipazione su qualche star, secondo te, che già si può sapere che potrebbe arrivare quest'anno? Allora, tantissimi americani, nomi, diciamo che si va un po' per esclusione. No, non credo che tornerà Clooney, che è stato l'anno scorso, però perché solitamente almeno un anno di pausa, se non di più ovviamente, almeno. Però tantissime star americane, è quello un po' che ci diceva anche Barbera nell'intervista appena arrivato al Lido, che quest'anno, per credo la prima volta dopo il lockdown e dopo la minaccia di sciopero e anche gli incendi, li ricordiamo tutti, dell'anno scorso, che bloccarono anche un po' la produzione di questi film americani, che sono poi quelli che portano le grandi major, quindi degli incassi stellari, dei grandi divi. Quest'anno siamo ancora in una fase di selezione ovviamente, invece sembra essere ripresa alla grande la produzione dei film a Hollywood, e più di qualcuno lo vedremo sulla mostra di Venezia. Diciamo che è stata anche una risposta magistrale da parte di Barbera, anche se diciamo non c'è rivalità, ecco. Si dice poi un po' di rivalità, è ovvio che ci sia, però c'è anche amicizia tra i due festival. Ma dopo che Mario Martone
a maggio aveva scelto di andare a Cannes, un altro grande amico della mostra. Venezia risponde con Paolo Sorrentino, cioè 2 napoletani veraci, meglio di così penso che il direttore non potesse fare. Benissimo, grazie a Lorenzo Maier. Noi c'è solo il tempo prima di lasciarci però di vedere lo sport, di una notizia molto importante che riguarda il Padova. Chissà se sarà un ultimo ballo quello del Papu Gomez a Padova. Sì, perché le strade del campione del mondo argentino e dei biancoscudati stanno per incrociarsi. Alejandro Dario Gomez, per tutti Papu, avrebbe rotto le riserve e sarebbe pronto a firmare con il Calcio Padova. Il campione argentino, fermo dal settembre 2023 per una squalifica per doping, potrebbe tornare in campo non prima di ottobre. Per lui allenamenti con la squadra, ma nessun amichevole o partito ufficiale fino al prossimo autunno. Oltre a lui anche un altro campione della Serie A, Daniele Baselli, svincolato dal Como, potrebbe vestire la maglia biancoscudata. Ufficiale invece l'arrivo in prestito dal Torino di Jonathan Silva, centrocampista brasiliano classe 2004. Riconferme per l'attaccante Mattia Bortolussi e per i centrocampisti Kevin Varas e Giulio Favale, reduci dalla promozione della scorsa stagione. Si scaldano quindi i motori in vista del ritiro di Pieve di Cadore fissato dal 12 al 26 luglio, dove mister Andreoletti metterà le basi per la prossima stagione. Ecco lo sport, ci lasciamo, ci salutiamo, vi lascio come sempre al meteo, poi c'è musica e alle 14.32 il film Remember, un thriller di Atom e Goyan con Christopher Plummer. Grazie per averci seguito, arrivederci.